Altra opera, la Pedemontana Veneta, un progetto con vantaggi solo per i privati e costi pesanti per il pubblico, così denunciano le opposizioni in Consiglio regionale, Movimento 5 Stelle, PD e Leu insieme con una mozione chiedono la revisione del piano economico-finanziario dell'opera. Giorgio Bonomi. Il rischio è a carico della Regione e si regalano 300 milioni, un mutuo che anche i nostri figli e i nipoti pagheranno. Subito un tavolo tecnico per rivedere la concessione sulla Pedemontana. In Consiglio regionale alleanza controcorrente rispetto alla politica nazionale tra Movimento 5 Stelle, PD e Liberi e Uguali, nel segno dell'opposizione al progetto della Giunta di centrodestra. È stata depositata una mozione che chiede di far luce sui conti della superstrada, sulla quale pesano i rilievi della Corte dei Conti. C'è un guadagno ad oggi che è spropositato e sbilanciato nei confronti del privato, che avrà 5 miliardi e mezzo di euro di guadagno garantito dalle nostre tasse. Questo è un fatto inaccettabile. Le opposizioni ci tengono a sottolineare di non avere intenzione di bloccare l'opera, ormai realizzata al 60% e prevista in consegna a fine 2020, ma di volere che sia fatta chiarezza sui costi per i cittadini. La paura è che se le previsioni sui flussi di traffico non dovessero essere rispettate, possano essere i veneti, con le loro tasse, a coprire il mancato guadagno da parte del gestore, il consorzio SIS. Si rischia di pagarla due volte, una volta con gli ulteriori 300 milioni messi dalla Regione e la seconda con delle tariffe che si presenteranno come pedaggi più alte anche di quelle del passante di Mestre.